Il 18 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell'IMU e dal Veneto parte una proposta messa a punto dal Partito Democratico. Archiviato il 2012, il gettito, anziché andare a Roma e poi tornare ai comuni, resti nelle mani dei sindaci. Tra i firmatari Marco Stradiotto, senatore del PD. È un momento in cui il lavoro e le imprese scappano, bisogna ridurre il costo del lavoro e quindi le tasse sul lavoro e le tasse sulle imprese, perché il lavoro e le imprese scappano mentre gli immobili restano. L'importante è che per quanto riguarda gli immobili restino ai comuni. Favorevoli i sindaci che per ora su loro stessa ammissione ci stanno solo rimettendo la faccia. Noi chiediamo che i tributi comunali siano effettivamente tributi comunali e che lo Stato, se deve chiedere ancora uno sforzo tributario, che lo chiede direttamente ai cittadini. Io ho fatto un conto molto semplice: se noi utilizzassimo tutta l'IMU dei nostri cittadini ci potremmo permettere di non applicare l'IMU sulla prima casa e di non applicare in toto l'addizionale IRPEF. Mi pare che sia un tema che ai cittadini deve diventare molto caro. Una proposta federalista, precisa il PD. Nella proposta che facciamo noi oggi cambiamo il senso di quell'imposta. Diciamo: il Paese si salva e noi siamo disposti a portare il nostro contributo, ma nello stesso tempo chiediamo una riorganizzazione dello Stato, per cui quella imposta resta a casa nostra, resta nei nostri comuni.